Eccoci pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte qui da Corte Santa Maria in Sassari. Oggi ospite speciale Beppe Dettori che ci presenterà il suo nuovo album, ma noi ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qua, Beppe Dettori qui con noi che si stava guardando nel monitor. Ciao Beppe. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Sei rimasto Bello flashato dal monitor? La tecnologia mi affascina. Tecnologia. Benissimo, Beppe, allora siamo qua in piena promozione di questo nuovo barra vecchio album Chiocciolina 90. Esatto, hai detto Giusto? bene, proprio. Però nuovo vecchio, adesso andiamo a vedere il perché. Io sono curiosissimo, voglio subito sapere perché Chiocciolina 90 o ET 90? ET 90 perché è un po' quello che è la tecnologia di oggi, no? ET. Ok. 90 perché è stato concepito negli anni 90 questo album. Concepito e anche realizzato poi fra il 98 e il 99, no? Fine 98 e inizi 99. Quindi il titolo proprio dell'album è legato a questo fatto che ci voleva arrivare un pochino dopo, ma è collegato e quindi lo diciamo subito. Assolutamente. Questo è un album, detto così in parole povere, di 20 anni fa. Di 20 anni fa. L'hai detto proprio bene, caro Fabione. Quindi, per tutti gli amici, non pensato, magari scritte le canzoni 20 anni fa, no, anche registrato 20 anni fa, quindi c'è la voce del nostro Beppino, quella ancora giovine? Da trentenne, diciamo, da 33enne. No, praticamente cosa è successo? Che per varie vicissitudini di vita, contrapposizioni dei discografici di allora, incomprensioni con i discografici di allora, come spesso accade, progetti che sono già finiti, belli impacchettati, rimangono comunque nel cassetto, no? Questo progetto era destinato a rimanere nel cassetto in teoria. Abbiamo provato anche a proporre alcuni brani di questo album ad altri cantanti ancora in attività. Fortunatamente nessuno li ha presi perché, ma c'erano dei grossi interessi anche fra, che ne so, Antonacci era molto interessato a un paio di brani. Ricordiamo la collaborazione tua è principalmente con Giorgio Secco su questo Chiocciolina 90. Secco, scritto proprio con lui, tutti i brani inediti scritti con lui, perché poi c'è anche una cover che è appunto Mona ecco qua, Lisa, infatti ci volevo arrivare, io sono sempre sul pezzo, ecco qua uno dei pezzi è la cover di Ivan Graziani, Mona Lisa. Guarda, sì, ecco, qua. indichiamo, sì, si vede. Mona Lisa, perfetto, quindi la cover di Ivan Graziani come prima canzone dell'album. Allora era stato concepito così. Per qua Era Ivan. consuetudine in quegli anni avere questa cover di lancio per un disco di inediti di un pseudo emergente. Io avevo 33 anni e di album ancora non avevo tirato fuori nessun album come cantante solista. Qualche anno prima ci fu una pubblicazione facevo parte di un gruppo di musica etnica, il primo, che si chiama appunto Tancarruia. Sì, certo. È stato il primo disco nel quale mi sono cimentato con la lingua sarda.
Subito dopo siamo entrati in studio per fare questo progetto, che è rimasto per un bel po' di tempo, per quasi un anno, parcheggiato in varie etichette, o in varie, sì, sì. parcheggiato in varie Ok. etichette, che ci tenevano 3 mesi di opzione, poi dopo l'opzione si tiravano indietro e succedeva così, che ne subentrava un'altra. Quindi un po' frustrati, un po' arrabbiati da come eravamo un po' trattati, un po' maltrattati, abbiamo deciso di metterlo in In the box. in the boxes. Ok, a stagionare. Io mi sono inventato questa sorta di pseudo favoletta, no? Che praticamente l'abbiamo sepolto in un nuraghe e stava meglio lì, connesso con l'antica mitologia Certo. di Atlantide, dove sicuramente stava meglio, no? Era ben conservato. Bello questo. Abbiamo provato a scongelarlo in alcuni momenti di questi 20 anni, ma fortunatamente è rimasto ancora lì, è rimasto lì. Io sono stato bello impegnato prima come compositore dal 99 fino al 2006, Poi dal poi 2006 dal 2006 sappiamo fino tutti. al 2012 con Itazienda. Certo. Dopodiché ho scritto un altro album che si chiama Abba. Abba, certo. Il Limba questo, sì. certo. E dopodiché abbiamo deciso con Giorgio di rispolverare questo progetto, anche perché in realtà quello che sto facendo è un progetto di inediti in italiano, e quindi questo, diciamo, lancerebbe un altro filone. Un altro filone, certo, è tutto in italiano, Tutto questo in italiano. Chiocciolina 90. Senti, Yes. abbiamo parlato di Monna Lisa, ascoltiamola a questo punto, eh? Ok, siamo pronti dalla regia, ci ascoltiamo un pezzettino di Monna Lisa. Sei sempre lì, sì, se ti sposti vieni, certo. Eccola qua, Monna Lisa, allora ce la siamo ascoltata, Beppe. Mi piace Siamo rientrati sul totale, volevi già impallarmi ancora? No, mi piace, Ah, mi ecco. piace guardarmi nel Ok. monitor, no? Sono un narciso pazzesco, mi piace Ok. un casino. Senti, Vabbè, Monna ecco, Lisa, anche la nuca mi anche di piace. qua, sì, di qua c'è l'altro schermo, c'è l'altro schermo. Senti un po', Monna Lisa all'interno di Chiocciolina 90, dove lo troviamo quest'album? Intanto perché Perché? questo disco esiste? Perché Ok. esiste un'etichetta che ha deciso di produrre non soltanto questo progetto a Chiocciola 90, ma anche Abba, anche altre entità musicali come i Tenores di Bitti e poi altre sorprese che avremo comunicazione in seguito. Nome? Undas, Ah, ecco, abbiamo lo sponsor. Undas Edizioni Musicali, lo so io, guarda. Undas Edizioni Musicali, Perfetto. sostenuta da Vinile, e come distribuzione abbiamo Pyrames International, dove Ok. mette i nostri prodotti dappertutto nel mondo. Bene, quindi è una realtà nuova anche È una realtà Undas, nuovissima che ha questa ambizione di portare musica della Sardegna ovunque. Bene, abbiamo iniziato a parlare di Undas, una realtà nuova, ma hai dato l'assist che volevo farti vedere una cosa, perché anche noi di queste realtà nuove, di queste piccole imprese, di questa impresa sarda che deve crescere, deve continuare, a noi ci interessa anche quello e siamo andati a vedere una bella iniziativa, un bel laboratorio a Santa Maria Coghinas. Prodotti naturali, non ti dico niente, ne parliamo dopo. Li vendiamo nel merchandising. Abbiamo un contributo, te lo faccio vedere. Vai, da Santa Maria Coghinas, il servizio di Cesare Donati, poi ne parliamo. Allora, abbiamo iniziato con questa azienda un anno fa, dopo un lavoro lungo e meticoloso di oltre 15 anni, perché fin da bambino io ho visto fare diverse cure, diverse cose dalle persone anziane e ho sempre visto fare tutto dalle erbe naturali di campagna. Dopo aver visto alcune persone ustionate, soprattutto e con delle piaghe che soffrivano e avevano problemi, mi è venuto in mente di mettere a fuoco questa cosa e di svilupparla. Quindi ci ho lavorato a lungo con l'Università di Mosca, con l'AID di Roma, col CNR di Sassari, l'università, eccetera, e siamo arrivati a mettere in commercio un anno fa dei prodotti. Un gel, uno spray, delle creme, eccetera, risolviamo i problemi dalle ustioni, punture di insetti, dermatiti da esposizione al
al sole, psoriasi, diverse cose tutte attinenti alla pelle. Siamo molto contenti di quello che facciamo per tutti, perché è gratificante vedere persone che vengono qui con i svariati problemi della pelle e queste cose li risolvono. Siamo in commercio da un anno, come ho detto, abbiamo aperto un negozio ad Olbia, all'aeroporto, dove arrivano jet privati, lo stiamo dando a diverse farmacie, in diversi villaggi, parafarmacie, eccetera. Molta gente viene qui a cercarla, abbiamo un sacco di testimonianze che ci ringraziano, e questa è la cosa più importante per noi, perché il commercio è una cosa che viene da sé, perché abbiamo tante spese, ne abbiamo sostenuto tantissime, però la cosa più bella, più gratificante è quando vediamo persone che vengono e ci ringraziano che hanno risolto i loro problemi. E abbiamo sentito, caro Beppe, Costantino Sale, è un po' l'ideatore di questa azienda molto interessante. A Santa Maria Coghina stanno i laboratori, hanno i loro campi delle erbe a Chiaramonti, prodotti naturali, interessante. Abbiamo trovato un bel ambiente. Tu, prodotti naturali, cose del genere, è un campo che ti interessa, sì, vero? mi interessa, anche perché credo che sia una grande alternativa a tutto quello che poi viene fuori dalla chimica, no? Certo. Quindi tu, insomma, per fortuna ci sono questi approvvigionamenti di prodotti naturali, poi Santa Maria Coghina si è vicina alle terme di Casteldoria, sì, quindi sì. Penso che siano delle cose unite. No? Poi quando si parla di alchimie, fortuna. tu le fai musicalmente, l'hai sempre fatta, quindi Devo fare una ti intrigano queste cose. sui i nomi delle erbe, tipo medicina officinale, omeopatia, omeotossicologia, piuttosto che fitoterapia. Bene, senti, intanto che sei qua io volevo parlare un attimino, insomma, di quello che è anche un po' il nostro obiettivo della trasmissione di Giovedì a Corte, che è quella di andare a vedere che cosa succede in Sardegna, a parte poi quello che farai tu prossimamente, che ci dirai un po' tutte le date, perché ci sarà sicuramente un tour con questo album. Andiamo a vedere intanto che cosa c'è, cosa bolle in pentola questo weekend di eventi. Senti un attimo. 2 puntate fa ho proposto Gabriele Masala, tu lo conosci, benissimo, di Sassari, gli ho proposto una fantastica sagra, si mangiava del pesce, lui è vegetariano. La volta scorsa ho proposto a Omar Maglione, il nostro pilota di velocità in montagna, un fantastico Bosan Wine Festival, e lui è astemio. Okay. Quindi con te basta, non voglio più fare queste figure. Guarda, vado sul tranquillo, Bovale Jazz Festival a Terralba. Ho azzeccato. Quindi bovini. Quindi jazz, jazz, il festival del jazz a Terralba, cosa dici? Io già mi immaginavo un bovino arrosto. No, calma col mangiare, ho detto vado sulla musica. Anche sulla musica, scusa, poi andiamo al mangiare, però questo è un grandissimo evento, cioè sabato 15 giugno inizia a Terralba e durerà fino, se non sbaglio, al 27 di luglio, sì, fino al 27 di luglio, e tra l'altro... Allora, quest'anno è musica ed enogastronomia insieme, quindi caro Beppe, l'enogastronomia c'è. Vedi che c'è. Il bovale non è il bovino, te lo ripeto, ma è l'uva, la grande uva di quella zona, infatti sarà itinerante questa... Era una battuta. Bravo, hai fatto la battuta. Quindi oltre Terralba, Ura, San Nicola d'Arcidano, Marubio e Mogoro. Benissimo, Okay? il festival del jazz che uniscono l'enogastronomia, credo che ce ne siano tanti in Sardegna, c'è anche Stintino, credo, seminari e però adesso abbiamo Nuoro questo Jazz che Festival. inizia il 15 giugno, a Stintino è più avanti, a Stintino è a luglio, se non sbaglio, vero? Sì. Ok. Per saperne di più, lo dico anche agli amici che ci stanno seguendo, la pagina Facebook di Terralba Doc Bovale Jazz. E poi permettimi di ricordare un altro grandissimo evento ad Alghero, il Rally Italia-Sardegna, la tappa mondiale del campionato del mondo rally. Ci sono... tra l'altro. Sì, ti interessa il rally? Ti piace? A livello locale, fra Alghero, Sassari, Porto Torres e tutte le località, è un evento enorme, perché è un evento internazionale dove ci sono un sacco di indotti turistici. Sono arrivati dall'ultima tappa al Portogallo e poi il mondiale italiano è fatto ad Alghero già da 7-8 anni. I tracciati tra questa sera c'è l'Ittri Arena, bellissimo circuito è un po' interno. Sono i tracciati un po' della zona mia, no? Da quella zona lì. Io sono di Stintino, però
passano dall'Argentina a Olmedo, passano Palma, proprio, Spalmado, sì, da quella parte di lì. Poi domani mi sembra Castelsardo, Tula, poi si sposteranno fino quasi a Ottana, mi sembra, nella zona della Barbagia l'ultimo giorno, insomma un grandissimo appuntamento. Colgo l'occasione, io sarò lì allo stand Citroen, anche le telecamere di Sardinia Live, se mi volete venire a trovare, stand Citroen, siamo lì, fammela fare, no? Un po' di promozione. Autopubblicizzati. Bene, Dai. Se non mi impalli la telecamera mando un pelo di pubblicità perché insomma devo... Perché la pubblicità è... Pubblicità, via, 5 minuti, no che 5 minuti, tieni giù le mani. Ma niente, vuole impallare. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Torniamo in diretta, qui c'è sempre Beppe Dettori, grande impallatore di telecamere. Stai un attimo tranquillo Beppe, senti, stai tranquillo che intanto che stai tranquillo faccio 2 annunci di Corte Santa Maria. Ci sono delle novità, tanti motivi per venire a Corte Santa Maria, negozi da Clere, CS Sport o C-Sport, perché CS Sport era attaccato, no? Quindi C-Sport, hai capito? Mi sono un attimo impappinato, via con i motivi, i motivi, ci sono i motivi, è il mese dei motivi, 10 motivi su un pezzo, 20 motivi su 2 pezzi, poi ancora da Sandro Ferrone, 20 motivi su un pezzo, 30 su 2, da Camomilla fino a 40 motivi, e ricordo, Piazza Italia, che cosa c'è? Per ogni 5 euro speso riceverai un buono da 5 euro. Caspita. Va bene? Continuiamo? Sì. Mi accavallo la gamba. A cavallo. Sono più comodo. A cavalli. Non impallo niente, regia, sono a posto, perché abbiamo già chi ci pensa alle telecamere. Dai Beppe, facciamo un po' i seri. Dai, proviamo. No, fa niente. Parliamo delle altre canzoni dell'album. Sì. Allora, quello che potrebbe essere il prossimo Allora, abbiamo singolo, detto, ricordiamolo bene, tutto in italiano. Sì. Perché l'ultimo tuo Mona ABBA Lisa era in di Limba. Ivan Graziani. Mona Lisa di Canzone del 1978, all'epoca io avevo 13 anni. Quando lo vidi in tele mi flashò tantissimo, perché io ero abituato ad ascoltare i cantautori De Gregori, Venditti, Sì. Battisti, Sì. e quindi avevano delle strutture, diciamo, da canzone d'autore. Avere un esempio di rottura come Ivan Graziani a me mi cambiò un attimo la visuale, no, della musica, perché sono, a parte le ballad, le canzoni, diciamo, mosse, sono tutte belle rhythm blues, rock, tendente anche al funk, però sempre con quella chitarra semidistorta. Questa cosa, soprattutto su Mona Lisa, capì che c'erano delle armonie di Hendrix, e quindi capì anche da dove ha prese lui spunto, no? Quindi Hendrix, insomma, aprì un mondo. Certo. No? Ma da lì poi è venuto tutto l'album, prima sei andato su Mona Lisa, No. Come è avvenuto L'album tutto? l'abbiamo fatto, prima abbiamo scritto i brani inediti, dopodiché la casa discografica ci chiese di realizzare una cover per appunto lanciare l'album. Era mancato da pochissimo, da un anno, Ivan, e volevamo, intanto ci piaceva il pezzo, primo, e secondo volevamo omaggiare Ivan. A proposito di omaggi, oggi nel 2019 2 dei musicisti Sì. che hanno suonato
nell'album, non ci sono più, quindi abbiamo voluto dedicare questa uscita dell'album a Leandro Mesuriello, che ha suonato il basso in 2 brani, e Silvio Verdi, che ha suonato anche ricordiamo il basso. Anche tutti comunque quelli che hanno partecipato a questo lavoro, certo, oltre a questi 2 ci sono tanti batteristi, il tastierista, il pianista è sempre lo stesso, è Vincenzo Messina, ha suonato per Zucchero sia in studio che live, attualmente è con Renga. Poi Giorgio Secco ha suonato tutte le chitarre, nonché ha prodotto e ha arrangiato tutto il disco. Poi ai bassi hanno suonato appunto Silvio Verdi, Leandro Mesuriello, Mario Belluscio, alle batterie Leif Sersi, Diego Corradin, Pietro Pizzi, Max Furian. Io ho suonato qualche acustica qua e là. 20 anni fa suonavo peggio di oggi, quindi mi hanno dato soltanto 2 pezzi. Beh, dai, una cosa da dire c'è: tutta quella parte melodica che il grande pubblico ha conosciuto in te quando, parliamo di quando hai cantato, non dei pezzi che hai scritto, quindi quando Beppe Dettori cantante, insomma, che con Itazenda poi è andato un po' alla ribalta, ecco, non è così, cioè quella melodia c'è in un altro modo, insomma. No, alla fine è un disco di pop, pop rock, quello che abbiamo appena fatto uscire. La musica di Itazenda con il mio ingresso è cambiata rispetto a quando viveva, diciamo, la stagione di Andrea, no? È cambiata come? Cercando di perseguire sempre i dettami del pop rock. Sì, no? Sì. Sempre con quell'idea di mischiare la canzone d'autore con delle sonorità un po' distorte e un po' morbide, appunto per arrivare a più persone, per non avere soltanto quel settore a disposizione, ma un raggio più grande. L'esperimento è riuscito alla perfezione, perché vendemmo con Itazenda 110.000 copie con Vida, 25.000 con Madre Terra, altre 10.000 con gli altri dischi, insomma, risultato ottimo. Ottimo, sì. In quei 6 anni abbiamo realizzato tantissimo. Oggi c'è un problema, che è la crisi della discografia, dovuta a tanti fattori, al fatto che usufruire e utilizzare la musica oggi è più semplice perché non è così costosa come prima. Probabilmente ci sono anche meno mezzi per acquisire questa musica e quindi si sono diversificate anche gli introiti degli utilizzatori della musica. Gli utilizzatori intendo chi fa musica. Certo. Cioè i produttori, gli artisti, i compositori e gli editori. Tutta questa gamma di entità che stava per cadere a catafascio, cioè in una rottura totale, sta sopravvivendo da varie altre attività, che sono anche lo streaming video, che sono il download, che ahimè ha ultimamente dei dati diciamo in decadenza, speriamo che si riprenda, però c'è lo streaming che funziona. E quindi come il nostro, come siamo qua noi. Sì, come il vostro. Come siamo qua noi. Dai, senti, voglio continuare a parlare di musica con te, ti voglio far vedere un'altra cosina. Tu lo sai cosa è successo sabato scorso? No, te lo dico io. Sei troppo preso con la tua promozione. È stato istituito la prima corale interscolastica delle scuole superiori della Sardegna. Qui a Sassari, la corale studentesca Città di Sassari del maestro Cossu, certo, io penso che tu conosci bene. Per noi è andato Luca Fodai di Sardegna Dies, vediamo un po' la conferenza stampa di questo importante evento con il maestro Vincenzo Cossu. Contributo di Sardegna Dies. È stato ufficializzato l'accordo di rete che istituisce la prima corale interscolastica delle scuole superiori della Sardegna e la corale studentesca Città di Sassari. Sabato scorso nell'aula magna dell'Istituto Industriale Angioi è stato firmato il documento di nomina del direttore artistico della corale, il maestro Vincenzo Cossu. È la conclusione di un iter durato circa 5 anni che hanno portato la realtà della corale studentesca Città di Sassari dall'ufficiosità all'ufficialità.
Praticamente stamattina, con la firma della mia presa d'incarico, avendo vinto il bando per diventare direttore non più ufficioso ma ufficiale della Corale, avviamo un processo che porterà la Corale su altri livelli. E quindi abbiamo un processo che porterà questo gruppo ad avere delle risorse logistiche e finanziarie di altro livello, in accordo con le 8 scuole della rete. L'accordo di rete che comprende questi 8 istituti di Sassari e Porto Torres, tecnici, professionali, licei. E questo accordo di rete porterà il coro ad avere quindi una cassa comune, porterà il gruppo a poter realizzare delle iniziative sotto l'egida delle scuole in maniera solenne e magari a partecipare anche a bandi a livello nazionale promossi dal MIUR, per poter acquisire altre risorse e entrare nell'ambito di circuiti iniziative di livello nazionale e internazionale. E questo è fondamentale. La Corale Studentesca come progetto musicale informale è nata alla fine del 2014. Abbiamo partecipato per 2 anni di fila al Gran Concerto di Natale, che è stato organizzato in questi anni per Emergency. Abbiamo partecipato l'anno scorso alla prima edizione del Festival delle Bellezze, che è organizzato dall'Insieme Vocale Novofonia e verrà riproposto anche quest'anno, sempre in luoghi fra i più suggestivi del Nord Sardegna. Abbiamo preso parte ad altre iniziative a livello anche internazionale. I ragazzi hanno cantato in concorsi sia in Catalogna che in Croazia nel 2015 e nel 2017 e tra l'altro hanno alle spalle oltre 90 esibizioni e 5 premi nazionali e internazionali conseguiti in 4 diversi concorsi. Quindi diciamo che hanno già iniziato a farsi conoscere in maniera estremamente lodevole nel panorama nazionale e internazionale, ma qua siamo pronti per un salto di qualità. Tanti anche i nuovi progetti. I ragazzi verranno coinvolti sicuramente intanto nella seconda edizione del Festival delle Bellezze, abbiamo detto, e poi sicuramente in tutti i progetti che autonomamente con le scuole o con Novofonia verranno promossi. Ad esempio con il Novofonia noi intendiamo organizzare per la prossima stagione concertistica dopo l'estate, un grande concerto a Cori Uniti dedicato tutto alle musiche di Ennio Morricone e sicuramente prossimamente anche un grande concerto dedicato alle musiche ispirate a Tolkien, quindi provenienti dai film del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. 2 concerti che possiamo definire monografici che avranno un grandissimo impatto anche a livello di pubblico e speriamo un riscontro a livello, diciamo, di critica e di effetto mediatico. Grandi ragazzi e grande maestro Vincenzo Cossu, che tu conosci benissimo. Hai mai partecipato in un coro agli inizi? Agli inizi sì, ai 14 anni sono entrato alla Canepa, sono rimasto 3 anni alla Corale Luigi Canepa. Bene, quindi è un ambiente che a te è caro anche. Assolutamente, sicuramente. No, è una grande formazione, sia culturale che tecnica. Bene, bene. Senti, andiamo a vedere qualche altro evento del weekend? Tu sarai in giro per la promozione o te lo vai a vedere qualcosa? Dai. Io sarò in giro il 15 giugno a Baia Sardinia, 15 giugno Baia Sardinia, vediamo se c'è qualcosa. A Tempio e il 29 per Frimmos a Bortigali. Va bene, quindi Porto Scusa è un po' lontano per te questo weekend? Ma il 30 giugno presenterò un altro album. Ho capito, adesso poi ne parliamo un attimo velocemente. Qua volevo dire che c'è una sagra del tonno a Porto Scuso dal 14 al 16 giugno. È una grande festa, laboratori, mostre e degustazioni, tonno cucinato con la tradizione, insomma con le ricette locali, musica e divertimento. Per vedere tutto il programma sulla pagina della Proloco di Porto Scuso, mi raccomando. Passiamo dal tonno alla birra, 7° Beer Festa, 7° San Pietro, sempre dal 15 al 16 giugno, quindi tra le mura della storica Casa Dessì, una 2 giorni dedicata alla birra artigianale, poi street food, insomma ci sarà tanto divertimento. Poi volevo chiudere con un'altra cosa molto importante che tu conosci bene, ed è ICNOS, domenica 16 giugno a Sedilo. È il concerto della solidarietà che quest'anno aveva dei temi molto specifici, quest'anno si lega di più a quello dello spopolamento e vedrà la partecipazione di tanti artisti del panorama sardo. A tal proposito, innanzitutto voglio segnalarvi la pagina di ICNOS, pagina Facebook, c'è tutto il programma, potete vedere che cosa accadrà il 16 giugno. E poi volevo farti vedere questo, un invito particolare, prego la regia di mandarlo. Domenica
16 giugno, Ichnos torna dopo 26 anni a Sedilo, al santuario di Sant'Antine dove tutto nacque. Io c'ero in quel 1993, mi aveva invitato Andrea Parodi, lì ho conosciuto Maria Carta e la musica della Sardegna. Finalmente Leonardo Marra si è deciso, il sindaco di Sedilo, e il 16 giugno, domenica, ci sarà Ichnos di nuovo in Sardegna, con la musica nuova e quella tradizionale. E io arriverò naturalmente armato della mia telecamera. Ichnos è magia, e il santuario di Sant'Antine è fantastico perché è un'arena naturale. Sedilo è tra Oristano e Nuoro, e ci vediamo lì domenica 16 giugno. Ichnos, la magia della Sardegna che fa musica. Grande Red Ronnie, grande esperto, Red. Sono contento che hanno ripristinato questa manifestazione Ichnos, perché insomma è una cosa importante per intanto le finalità sono giuste, certo, per lo spopolamento. Appunto, per lo spopolamento dovrei partecipare a una di queste attività a Bortigali il 29. Ah, bene. Questo poi ce lo dici un attimino, certo, che segniamo questo evento. Senti Beppe, siamo quasi in chiusura, quindi io voglio sapere, innanzitutto ricordiamo dove acquistare Chiocciola 90. Certo, allora, intanto si può andare a visualizzare sul canale YouTube dell'etichetta, cioè Undas Edizioni Musicali. Perfetto. YouTube, su Spotify, Beppe Dettori, Chiocciola 90 e tutti gli altri prodotti che ci sono, su iTunes e tutti gli altri negozi online. Perfetto, qui troviamo tutto, quindi anche su YouTube, sul canale di Undas Edizioni, andatelo a vedere. E poi volevo chiederti, questo album, ci sarà un tour, ci saranno delle date, certo. C'è già qualcosa di pronto? C'è già qualcosa di pronto, c'è il 3, il 4 e il 5 agosto per il momento, il calendario è apertissimo, abbiamo ancora delle proposte per luglio e per settembre e ottobre, quindi abbiamo in programma di fare degli showcase nella penisola. Benissimo. Per presentare sia questo album a Chiocciola 90 che anche ABBA, quindi un progetto tira l'altro praticamente. Certo, poi sul tuo sito c'è tutto, quindi sì, c'è anche ABBA, ricordiamo gli album, certo, precedenti, benissimo. E poi sinceramente Beppe, tu sei impegnato in altri progetti, certo, devi promettermi che torni qui a parlarne. Il 30 giugno esce un altro disco, che si chiama S'Incanto e Ses Cordas, un disco differente dal pop. Molto particolare. Sì, perché si parla di musica sperimentale con l'arpa elettrica, la mia chitarra e la voce. C'è sicuramente di mezzo Raul Moretti. C'è Raul Moretti, il maestro. Perfetto, salutiamo Raul. Lo presenteremo a Pula, nel centro culturale. Bellissimo. Mentre stiamo chiudendo la data esatta per Sassari, sì, e vediamo. Molto bene. Farla. I primi di luglio comunque. Quindi parleremo anche di questo e verrà anche a parlare di Bianco e Nero, non ci siamo dimenticati del grande spettacolo. Sì, Bianco e Nero. Andate a vederlo sulla pagina Facebook di Bianco e Nero, c'è un sito di cosa si tratta, poi ne parleremo in un altro appuntamento perché Beppe tornerai qui, certo, e mi prometti che non imballerai più le camere. Siamo quasi alla fine, adesso non so la regia dov'era. La regia dove sei? Non t'ha beccato, adesso l'ha beccato, perfetto. Sentite amici, allora, per chi si è perso un attimino qualcosa di questa diretta, vi ricordo che da questa sera ci potete rivedere tutta la puntata di Giovedì a Corte su TeleG, canale 15 del digitale terrestre, del DTT, quindi mi raccomando, da questa sera. Beppe, che dire, ringraziamo un attimino Cesare Donati alla regia, Chico, già lo sai. Chico alle telecamere, Chico Piu, e basta. Quindi, io ringrazio voi. Grazie a te. Grazie Fabio, grazie agli amici che sono qua intervenuti. Sì, salutiamo gli amici che sono qua nel pubblico. Fatevi sentire con qualcosa, tipo un applauso, una cosa, fanno tutti i video, le cose. Vabbè, noi non possiamo girare le telecamere per il momento. Dai, l'appuntamento allora giovedì prossimo, mi raccomando, Giovedì a Corte, qui da Corte Santa Maria. Ciao amici, a giovedì. Basta. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari.
La galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.